Siamo davanti a un'opera molto attesa e fra l'altro una gestazione che è durata decenni, quindi siamo riusciti a sbloccarla, 38.800.000 euro di opere, 3 km e 3, 1.600 metri riqualificazione di vecchia strada e dall'altro ovviamente 1.700 metri di nuova strada. Un'opera complessa che i freddi numeri non raccontano, quella del Terraglio Est, che ha preso il via ufficialmente da Via dell'Industria ad Osson di Casier, è destinata ad alleggerire il traffico su Terraglio e a meglio collegare Treviso Sud senza passare per i centri urbani. A giorni le ruspe inizieranno il lavoro che si concluderà a gennaio del 2027, con gli espropri in via di definitiva conclusione. E questo è fondamentale che ci sia rispetto anche perché chi viene espropriato di fatto dà un contributo alla comunità. Dall'altro questa è un'infrastruttura che mette in relazione il passante di Mestre, quindi casello di Preganziol, passa alla tangenziale di Treviso e poi idealmente la tangenziale di Treviso col suo completamento torna alla Pedemontana Veneta, quindi si crea un grande passante che dà ovviamente sfogo a molta viabilità, che è viabilità commerciale, traffico pesante dei nostri distretti industriali. L'impatto ambientale e la sostenibilità sono stati messi più di una volta in discussione, come dai cittadini capitanati dai proprietari di Villa Candiani, ma il progetto non è stato fermato. La funzione dei comitati serve ad affinare la proposta progettuale perché sicuramente hanno dato un contributo perché quest'opera oggi sia più sostenibile. Mi parlano di una pista ciclabile che non passerà qui ma che è stata elaborata in modo tale da non interferire e da non rendere pericolosa la mobilità di ciclisti e pedoni e quindi bisogna prendere quel che è di buono che arriva dalle critiche. Per capire quali problemi il nuovo asse risolverà, il sindaco Carraretto usa un paradosso. Io faccio un paragone per far capire subito. Noi abbiamo una zona industriale di come aver fatto un palazzo con sole finestre senza porte, perché si doveva e dovevamo crederci fin dall'inizio che si doveva sbloccare questa situazione. Questa fortunatamente si è sbloccata e dunque io ne sono fiero. I costi sono lievitati di quasi 3 volte rispetto al piano originario, ma Regione e Veneto Strade hanno voluto chiudere il cerchio. Perché le opere realizzate a stralci hanno sempre il rischio di rimanere incompiute, quindi questa gli abbiamo dato la priorità perché c'era il progetto e avevamo la possibilità ovviamente di completarla.